Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello Spazio Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video, come avevo messo ieri, come vi ho spoilerato ieri, andremo a parlare di calciomercato. Allora, abbiamo un sacco di notizie che mi dividerò tra oggi, stasera e domani. Perché sono veramente, ma veramente tante le notizie che mi stanno arrivando in giornata, che mi sono arrivate oggi, nel momento che sto registrando il video, perché io sto registrando la sera, che sono le 8:30 di sera del 30 dicembre, e questo video uscirà sono le 8:20 del 31. E vabbè, oggi mi stanno arrivando un sacco di notizie. Vabbè, io direi di partire subito. Allora, partiamo dalla notizia più, tra virgolette, più importante di questo video, cioè che su Juan Jesus del Napoli, difensore 34enne del Napoli, ha una top europea su di lui. Lo sta monitorando da 2 o 3 giorni, diciamo dalla partita contro la Cremonese, una top europea, cioè il Barcellona. Il Barcellona sta cercando cioè vuole il giocatore, lo vuole a tutti i costi perché? Per quale motivo? Perché vuole sostituire il suo difensore infortunato Christensen. Intanto vedete questo cappellino del Napoli che mi hanno regalato stesso oggi prima di registrare il video. Ecco qua, ci trovate tutti i capelli spungiati. Vabbè, è il cappellino ufficiale del Napoli di quest'anno, vedete, IA7. L'etichetta la tengo stivata dopo, ma cioè la tengo stivata in uno scatolo. Vabbè, a parte questo, stavo dicendo, i due club, il Napoli e il Barcellona, si stanno accordando per un possibile trasferimento a titolo definitivo. Il Napoli valuta il giocatore circa 3 milioni di euro. Il Barcellona potrebbe offrire 2 milioni e mezzo più 500.000 euro di bonus. Vediamo poi il Napoli che fa. Vabbè, poi una notizia sempre riguardante il Napoli, è un suo giocatore, che è Marianucci, Luca Marianucci. Luca Marianucci, come sapete, sta trattando con la Cremonese, in questi giorni stava trattando con la Cremonese, e quello che vi posso dire, almeno quello che risulta a me, è che la Cremonese è sempre più vicina all'acquisto di Luca Marianucci. L'acquisto in prestito però, sottolineiamolo perché alcuni stanno dicendo che potrebbe essere a titolo definitivo, prestito con obbligo di riscatto. Al momento il Napoli non vuole questa formula, vuole il prestito con diritto di riscatto. Con il diritto si raggiunge anche non solo con la volontà della Cremonese, ma anche con varie formule, che poi ve le dirò in futuro. Vabbè, passiamo a una notizia estera. Allora, cioè il Real Madrid è che è su domande dello Sport in Lisbona. Al momento c'è solo un sondaggio che il club spagnolo ha fatto col club portoghese. Sono stati giusto qualche sondaggio e poi si vedrà nei prossimi giorni per vedere cosa si farà. Però secondo me Diomandi non è adatto per il Real Madrid, secondo me. Vabbè. Poi passiamo a Cancelo. Cancelo al momento vuole lasciare l'Arabia Saudita, vuole ritornare già a gennaio.
e anche l'Al-Hilal vuole separarsi da Cancelo. E al momento ci sono 3 o 4 squadre su di lui. Tra queste squadre ce ne sono 2 italiane. Allora, la prima che non è italiana è il Barcellona che sta cercando un profilo adatto, cioè sta cercando non un profilo adatto, ma un profilo che serva per sostituire momentaneamente per circa 6 mesi i suoi infortunati. E quindi si sta pensando anche a Cancelo, non per Christensen, ricordiamolo. Vabbè, e poi ci stanno anche Inter e Juventus che ieri hanno sondato il calciatore. Poi, ma sempre il Barcellona che sta muovendo molto bene sul mercato e su Jeremy Hernandez che la scorsa estate ha appena rinnovato un contratto fino al 2030 e, e potrebbe il Barcellona pagare la clausola di 40 milioni, però questo se ne parlerà a giugno, per questa, per questo, diciamo, tra virgolette, per questo chirurgico, per questa finestra di mercato. Poi, come ultima notizia di questo video, il Liverpool è su Kenan Yildiz che vuole sostituire, perché vuole sostituire Mohamed Salah, che potrebbe già andarsene a gennaio. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Ciao!